Pietro Piccinetti, amministratore delegato di Pordenone Fiere, appena rientrato da Roma dopo essere stato in Iran in un'importante missione che pone la Fiera di Pordenone in posizione molto di avanguardia in un mercato tutto da scoprire. Sentiamo le prime battute dall'amministratore. Noi siamo stati la prima fiera italiana a firmare ben 2 anni e mezzo fa con il Ministero dell'Industria iraniano un contratto in esclusiva per organizzare Contract Italiano presso la fiera di Teheran. Quest'anno abbiamo fatto la seconda edizione dal 10 gennaio al 14 gennaio. Avevo invitato anche la Presidente Serracchiani è venuta con una forte delegazione e fra parentesi hanno firmato anche accordi che ha portato il Friuli Venezia Giulia prima fra le regioni di rapporti con l'Iran e siamo molto molto soddisfatti. Siamo stati la prima fiera, abbiamo visto, abbiamo un po' anticipato quello che poteva essere, perché considerate che noi abbiamo siglato 2 anni e mezzo fa e la firma degli accordi per l'abbattimento delle sanzioni è stata firmata quest'anno il 14 luglio a Ginevra. Ecco, un momento importante per la Fiera di Pordenone, che dopo questo accordo così all'estero vede cominciare le prime rilevanti fiere dell'anno. Dal 3 al 6 febbraio si parte con Samu Expo. Samu Expo quest'anno per la prima volta dopo 10 anni abbiamo praticamente tutti i padiglioni pieni. Devo dire con grande orgoglio, è un segno sia di ripresa del mercato, sia anche delle nostre iniziative che hanno cambiato un po' la veste del vecchio Samu Metal, difatti si chiama Samu Expo, e siamo estremamente soddisfatti. Guardi, abbiamo oltre 400 espositori, fra parentesi con espositori internazionali, difatti stiamo chiedendo la certificazione internazionale anche per questa manifestazione. Così avremo, qualora mi auguro che sia accettata, ben 4 manifestazioni internazionali. È veramente un motivo di grande orgoglio. Ecco, un veloce spunto anche sulla fiera successiva. Su cucinare, voi sapete, è uno dei nostri cavalli di battaglia, non solamente perché è importante per tutto il territorio, noi siamo energia per il territorio, siamo un booster dell'economia del territorio, facciamo tutto questo per le nostre aziende, ma anche perché porta l'eccellenza uno dei nostri settori più importanti, che è l'agroalimentare. Inizierà e siamo molto felici, fra parentesi ci saranno anche novità internazionali su questa manifestazione. Tocca a lui, adesso andiamo. Andiamo?